Buongiorno, bentrovati ancora in diretta su Telefriuli. Questo appuntamento con A voi la linea. Prende le distanze la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio dalla manifestazione di domani. Io apro. Cosa accadrà? In sostanza alcuni bar e ristoranti terranno alzate le serrande oltre l'orario consentito in segno di protesta e da questo appunto la FIPE si dissocia, però chiede al governo di accelerare sugli indennizi perché il comparto è davvero allo stremo. Per domani è prevista una manifestazione di protesta da parte del comparto di bar e ristoratori. Io apro, quelli che vogliono tenere aperto nonostante le attuali misure non lo consentano. Siamo con Fabio Caldamuro, presidente FIPE Confcommercio del Friuli Occidentale. Qual è la vostra posizione riguardo alla manifestazione di domani? Come Federazione Italiana Pubblici Esercizi è fondamentale per noi il rispetto della legalità ed è un prerequisito che non va messo in discussione. Perciò non aderiamo e non condividiamo questa protesta Io apro, soprattutto perché non vogliamo mettere a rischio i nostri associati. Il rischio qual è? Sanzioni pesanti sia amministrative che penali. E visto anche il momento e la situazione attuale, assolutamente non mi sembra il caso. Come federazione abbiamo dei tavoli istituzionali, dei tavoli sindacali di lavoro e preferiamo lavorare su quelli. Sicuramente la situazione per il nostro settore è difficile, c'è anche molta paura e molta incertezza. Siamo amareggiati perché la situazione non sta andando per le vie migliori, non si vede ancora assolutamente la luce in fondo al tunnel. Personalmente e da un punto di vista, come si può dire, da un punto di vista nostro o comunque personale mio, la manifestazione di domani è sicuramente un segnale non positivo, ma perché? Perché c'è veramente paura, quindi io posso anche capirli queste proteste che nascono così, senza magari avere né storia né futuro, però bisogna rendersi conto che la situazione è veramente difficile e la gente adesso è veramente stanca, siamo veramente arrabbiati. Anche qui sul territorio però potrebbe esserci che qualcuno per proprio conto ha deciso di protestare. Ma assolutamente sì. È chiaro che io lo sconsiglio anche perché già siamo a conoscenza che dal Ministero dell'Interno attraverso le prefetture e le questure i controlli ci saranno, quindi mio consiglio, federazione a parte, è quello di non rischiare, anche perché si rischia dai 400 euro in su e dai 5 giorni di chiusura ai 30 giorni e credo che non ne valga la pena in questo momento. Che cosa è cambiato rispetto all'autunno quando siete scesi in massa a protestare ad oggi? Naturalmente il numero dei contagi, chiaramente. Ma sicuramente è cambiato che la manifestazione che è stata organizzata anche qui a Pordenone, siccome è riuscitissima per quanto abbia ancora un seguito di protesta e abbiamo sotto gli occhi di tutti, sappiamo anche i dati ci dicono che non sono i bar e i ristoranti i luoghi dove ci si contagia di più, quindi per questo anche non capiamo queste restrizioni e non capiamo perché è sempre la stessa categoria, ovvero la nostra, quella ad essere colpita. Noi come FIPE Pordenone abbiamo due gruppi di lavoro, un gruppo di lavoro bar, il quale rappresento, e un gruppo di lavoro ristoranti rappresentato da Pier Dalmas, che naturalmente c'è un forte confronto tra uno e l'altro. Le problematiche sono diverse per i bar e per i ristoranti, ma spesso si accavallano, come in questo caso. Per quanto riguarda invece le restrizioni future imminenti? Il divieto di asporto al bar sinceramente lo vedo così e così, nel senso che a Pordenone la realtà è una realtà piccola, quindi non possiamo confrontarci con realtà quali Milano, Napoli e quant'altro che non conosco. Probabilmente in quelle città l'asport è molto forte dopo le 18, ma per quello che riesco a vedere a Pordenone e provincia l'asport dopo le 18 non è così di massa, quindi non c'è questo pericolo di assembramenti, anzi. Per quanto riguarda, e chiudiamo, i ristori, qualcosa è arrivato, avreste sperato molto di più, qual è la situazione dei conti di bar e ristoranti? Ma i ristori sono anche arrivati, ristori bis, ristori ter, ristori quater. In realtà il termine ristori è un termine che non mi piace neanche utilizzare perché il ristoro sembra lo zuccherino che viene dato al maratoneta, ma il maratoneta una volta finita la gara ha bisogno di grosse quantità di acqua e sali minerali, cosa che ancora non sta succedendo, perché è come ripararsi da un'acquazzone con un fazzolettino di carta. Noi capiamo che è una pandemia a livello mondiale, capiamo la situazione sanitaria che anche nel nostro territorio è sempre più critica, però bisogna anche rendersi conto che queste attività hanno alle spalle delle famiglie, le famiglie hanno dei figli, c'è tutta una filiera dietro perché non siamo solo nei ristoranti o bar, bisogna anche ricordarci tutto il settore oreca, quindi chi porta la merce, i trasportatori, c'è tutta una filiera dietro e quindi mettere in ginocchio un settore così importante per l'economia nazionale
non lo trovo giusto, a meno che, come succede negli altri stati, perché sostanzialmente solo in Italia sembra che ci sia protesta, ma altri stati, vedi Germania, vedi Francia, hanno detto domani si chiude, oggi vi diamo i soldi. Questo deve essere fatto. Torneremo a parlare di difficoltà economiche di alcuni settori, in particolare quello del wedding, nel corso di questo appuntamento con A Voi la Linea. Prima però andiamo in diretta a Grado, dove c'è per noi Daniele Paroni per raccontarci di una iniziativa di solidarietà a favore delle comunità che sono state colpite dal terremoto in Croazia. Daniele, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori, siamo veramente a due passi dalla tenuta Primero, siamo a Grado e sono con il consigliere che si chiama comunale Maurizio Del Bello. Maurizio Del Bello, che è tra i promotori di questa iniziativa, che è già attiva, e come, perché già anche stamattina sono partite delle roulotte donate dai proprietari delle campeggi e anche dalle persone che abitualmente alloggiavano nei campeggi e di conseguenza hanno donato anche loro come privati, no? C'è stata questa donazione dal campeggio Primero e che ringrazio i titolari che sono provveduto a sistemare tutte le carte e la burocrazia per poterle spedire. Stessa cosa vale per il campeggio Europa, addirittura hanno messo delle case mobili e abbiamo organizzato, tra ieri e oggi sono partite dalle 15-16 tra case mobili e casette, pomeriggio probabilmente partiranno altre, domani mattina c'è hanno organizzato un'altra spedizione e vengono direttamente loro. Queste sono per i terremotati della Croazia, nelle zone purtroppo dove il sisma ha distrutto le case. Queste persone cosa chiedono? Di rimanere vicino alla propria casa, no? Hanno bisogno di avere un alloggio per la sera, per ristorare vicino alla casa, per controllare, perché sono abituati, i miei genitori sono nati nell'ex Istria, io sono molto vicino a questa popolazione, ma l'avevo fatto volentieri e ringrazio veramente le persone che sono adoperate, anche tutte le persone, quando ho parlato, gli operatori che lavorano nei campeggi, tutte le persone hanno dato la massima disponibilità nel dare una mano, nell'aiutare le persone che oggi purtroppo sono messe in queste condizioni, che speriamo che finisca presto. Ecco, Del Bello, vediamo una roulotte di quelle che... Aspetti, scusi che se non al microfono. Questa è una delle roulotte e le case mobili, case mobili, faccia conto, assomigliano a quelle case mobili che sono là, non sono quelle là ma assomigliano. Il campeggio, diciamo, Europa ha messo a disposizione 3 di quelle case mobili con altre roulotte. Il campeggio Primero ha messo a disposizione queste roulotte, che sono roulotte a posto, che sono roulotte che probabilmente le persone alloggiavano anche nel 2018-19 e di conseguenza sono cose buone che partono e speriamo che diano un aiuto a queste persone. Ecco, diciamo che in questo momento, quello che diceva poco fa, ricorda molto quello che era successo nel 76 in Friuli, quando le persone con le case semidistrutte non volevano abbandonare questi luoghi. Siamo molto simili, perché comunque l'Istria è l'Italia, di conseguenza siamo molto simili, anche lì sono case sparse, sono case purtroppo anche vecchie, le case vecchie con un sisma di 5.5, 5.4, non ricordo assolutamente l'entità giusta, di conseguenza si trovano in mezzo alla strada e non vogliono abbandonare quei pochi beni che hanno. Senta, la terra in Croazia continua a tremare? Mi dicono di sì, tutti gli amici che io ho di là, io ho molti amici, vado spesso, mi dice sì, ho avuto anche interlocuzione col sindaco, mi ha dato diverse mail, ringraziando i campeggiatori, ringraziando tutte le persone che hanno donato e che stanno donando ancora. Fino a quando c'è bisogno noi, se troviamo, porteremo avanti questa iniziativa. Senta, le sono arrivati anche dei documenti di attestazione, di gratitudine per quello che state facendo? Dei documenti del sindaco, arriveranno altri documenti, soprattutto arriveranno ai campeggiatori, alle persone che hanno messo a disposizione, e poi noi siamo qua, lo faccio volentieri, non ho bisogno di documenti, lo faccio con il cuore, a prescindere da dove sia il sisma. Sua mamma risiede ancora in Istria? No, i miei genitori risiedono qua a Grado, a Fossallon di Grado, mio papà non c'è più, Del Bello Giovanni Renato, mia mamma è Coso Luinella, noi siamo comunque di origini istriane. Senta, quindi voi contate, così chiudiamo il collegamento, di spedire entro domani, dopodomani, quanti mezzi? Guardi, fino ad oggi mi sembra che non so il numero esatto, perché non sono sempre qua, ho anche aiutato 16-17, io spero che ci siano a disposizione 30, se dopo hanno bisogno di più o di meno dipenderà da loro, no? Noi fino a quando abbiamo la possibilità le spediremo.
Ecco, quindi l'appello è se ci sono altri camping che non siano proprio a Grado ma anche in altre aree della regione, mettetevi in contatto con l'amministrazione comunale di Grado, fatevi avanti perché in Croazia fa freddo. Grazie. Anche il Punta Spinga ha dato la disponibilità, perché hanno risolto dei problemi, se sono stati problemi burocratici, questo o quell'altro. C'è la disponibilità anche di altri campeggi, piano piano io spero che ci siano anche altre, se hanno bisogno, perché bisogna vedere se hanno ancora bisogno, perché sono stati tanti da quello che ho capito che hanno donato. Grazie al consigliere comunale Del Bello, quindi ribadisco, in Croazia c'è stato il terremoto, la terra trema ancora e fa tanto freddo, quindi se avete delle donazioni da fare fate riferimento all'amministrazione comunale di Grado. Grazie Spangaro, a voi la linea, grazie a Ricci per il supporto tecnico. Grazie a voi, noi parliamo ora del comparto wedding, un appello lanciato da Udine, si sta diffondendo in tutta Italia, oggi il punto della situazione in Camera di Commercio, sentiamo Isabella Gregorato. Viene raccolto in tutta Italia l'appello lanciato al suo tempo dal comparto del wedding, un comparto che sta soffrendo a causa dell'emergenza Covid, un comparto che è destinato, non dico a scomparire, ma poco ci manca, quindi un comparto in sofferenza. Confcommercio scende in campo per dare un aiuto a questo settore. Sì, Confcommercio, Confartigianato, settore della produzione industriale, è indubbio che il settore del wedding è quello che sta soffrendo tantissimo, ma il settore del wedding appartiene al settore della moda, dove vi sono 247.000 aziende con 800.000 lavoratori tra quello che è la produzione artigianale, produzione industriale, commercio, ed è una filiera importantissima che all'interno del PIL ha un valore di circa 90 miliardi annui. Sappiamo benissimo che è una delle filiere più colpite, assieme a quella dell'automotive, e all'interno di questa macro filiera forse quella maggiormente che ha risentito della mancanza di eventi, di matrimoni e quant'altro è proprio quella del wedding. Quindi è stata scarsamente ristorata sia a livello di produzione che a livello di distribuzione e quindi oggi poniamo il tema di avere un'attenzione verso questo comparto. Ecco, il Confartigianato, Presidente Tilatti, già a suo tempo aveva manifestato appunto il suo sostegno, ma le cose da allora non sono cambiate. Beh, ancora non sono cambiate, in particolar modo sul livello nazionale, che forse non ha capito bene qual è la portata sul PIL, come diceva il Presidente della Pozzo, 90 miliardi non sono pochi e 270 mila dipendenti. Solo qui a livello regionale ne abbiamo 16.000 che lavorano in questo settore, quindi un'attenzione, diciamo, oggi serve l'attenzione dal livello nazionale. La Regione per quanto ha potuto ha fatto il suo dovere, credo che farà ancora degli sforzi, ma credo che il segnale importante deve venire da Roma. Ma sentiamo qual è la situazione attraverso le parole di due imprenditrici, due rappresentanti del settore, cominciando da Stefania Vismara. State raccogliendo un po' i frutti di questo appello che avete lanciato a livello nazionale? Assolutamente sì, da un punto di vista di adesione, in quanto diciamo si sono unite tre forze importanti, Confartigianato, Confcommercio e Confapi. Ovviamente da un punto di vista di monetizzazione ancora è tutto da concretizzare, però ci sono anche tante regioni che si sono unite in questa battaglia, sempre attraverso queste associazioni, e quindi riteniamo che in tempi brevi riusciremo ad avere anche delle risposte dal governo. Ecco, ma come state continuando appunto a operare e a mantenere in piedi le vostre attività? Con grandissima difficoltà. Io personalmente ho un'azienda da 30 anni e per la prima volta mi trovo a dover chiedere un aiuto al nostro governo. Portiamo il nostro prodotto in tutta Italia e ci sono tantissimi atelier che sono veramente alla frutta e questo è qualcosa che deve essere assolutamente aiutato. Siamo un comparto impossibilitato a lavorare. Ecco, e ce lo conferma anche qui a livello regionale Renata Lirussi.
quindi state soffrendo come settore e come riuscite a far fronte? Allora, la cosa che ci salva, come diceva la mia collega, è che noi abbiamo 48 anni di storia, 48 anni di professionalità, ma questo non ci basta in questo momento, in quanto noi siamo in difficoltà verso i nostri clienti, perché dobbiamo essere pronti con i nostri prodotti e darli con serenità e fiducia e soprattutto i consigli verso i nostri sposi, le prossime famiglie del nostro futuro. Però ci vediamo anche in difficoltà perché acquistare in questo momento e programmare per noi è molto difficile, perché non sappiamo quando potranno sposarsi. Sportello mobbing e poi un collegamento in diretta da Martignacco nella prossima parte di A voi la linea, tra poco. Andiamo a Martignacco, dove sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia, della nuova palestra per il polo educativo e anche del nuovo campo sportivo. Ce ne parla Paola Treppo. Buongiorno Paola, a te. Sì, buongiorno Francesca, siamo a Martignacco con il sindaco Gianluca Casali e con l'assessore Michele Recchia proprio per parlare di tutta la programmazione dei cantieri che l'amministrazione comunale dedica ai più giovani, quindi scuole ma anche il campo sportivo sintetico che vediamo alle nostre spalle. Buongiorno signor sindaco, è un'opera importante quella del campo sportivo. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori di Telefriuli. Sì, ci troviamo proprio nel polo sportivo di Martignacco e come potete vedere dalle immagini sono in fase avanzata le lavorazioni per la realizzazione del nuovo impianto che servirà soprattutto le squadre del nostro comune e i tanti giovani che praticano in particolar modo il gioco del calcio ma anche altre discipline, perché in effetti in questo impianto sportivo si praticano tantissimi sport differenti. Ecco, ci sono anche dei cantieri importanti relativi alle scuole, anche di diversi milioni di euro. Sì, in questo momento sono circa 6 milioni e mezzo di euro i cantieri attivi sul territorio comunale. I più grossi riguardano il mondo della scuola. A poche centinaia di metri dal luogo in cui ci troviamo oggi sta crescendo la nuova palestra del polo scolastico, un impianto che avrà 2 terreni da gioco più una sala polivalente anche per gli sport minori, con tutte le dotazioni di sicurezza sia per gli atleti che per il pubblico, mentre a Nogredo di Prato nella frazione è in fase di costruzione anche lì avanzata la nuova scuola dell'infanzia per un importo superiore ai 3 milioni di euro. Ecco, quando sarà ultimato il campo in sintetico che vediamo alle nostre spalle? Ma io credo che ci vogliano ancora qualche mese e poi noi abbiamo una convenzione con la locale società sportiva, pertanto verrà dato in gestione all'Union Martignacco che sapientemente gestisce anche gli altri campi di calcio del territorio comunale. Per quanto riguarda invece le scuole abbiamo visto tantissime mamme, tantissimi papà e bambini, il plesso scolastico di Martignacco è un punto di riferimento anche per i comuni vicini. Assolutamente, è stata lungimirante la scelta che abbiamo fatto 2 anni e mezzo fa oramai, cioè quella di aderire a un istituto comprensivo unico, Pagnacco-Martignacco, e questo sta dando dei buoni risultati proprio in termini di affluenza e di servizi dati alle famiglie. Eccoci, allora grazie al sindaco Gianluca Casali e anche all'assessore Michele Recchia qui con noi, l'assessore alla comunicazione e alle infrastrutture tecnologiche. Martignacco è anche all'avanguardia per quanto riguarda le reti, ma sarà l'oggetto di un prossimo collegamento di A voi la linea. Francesca, qui da Martignacco, dal campo sportivo e sintetico in fase di realizzazione, ti restituisco la linea. Grazie Paola, torniamo a Udine da Isabella Gregorato per parlare di mobbing in tempo di Covid, perché lo sportello di ascolto del Comune di Udine ha avuto in questo periodo un preoccupante incremento delle richieste di aiuto, soprattutto da chi in questo periodo lavora da casa. Mi trovo nel Salone del Popolo a Palazzo d'Aronco a Udine, dove sono stati illustrati i dati che riguardano l'attività dello sportello anti-mobbing. Uno sportello in cui il Comune di Udine ha fortemente creduto. Ne parliamo con l'assessore Elisa Battaglia. Effettivamente l'avete voluto con forza e adesso state raccogliendo i frutti, se non altro perché lo sportello è maggiormente conosciuto e le persone cominciano ad avvicinarsi
avvicinarsi per raccontare effettivamente le loro storie. Sì, assolutamente sì. Lo sportello antimobbing nasce nel lontano 2007 per volontà della provincia di Udine. A soppressione della provincia il comune è subentrato come soggetto partner. È uno sportello molto importante, soprattutto in questo momento di fase pandemica, che ha comportato delle modifiche per quanto riguarda i luoghi di lavoro, perché in molti adesso fanno il lavoro in smart working, e questo ha amplificato sicuramente le problematiche dei lavoratori. È uno sportello gratuito, questo ci tengo a sottolinearlo, al quale si possono rivolgere tutti i lavoratori che ritengono di subire vessazioni sul luogo del lavoro. Io ringrazio veramente gli operatori dello sportello del punto d'ascolto, perché sono degli ottimi professionisti e si sono messi a disposizione dei lavoratori anche al di là dei classici orari di apertura, attraverso anche le nuove piattaforme, per cui attraverso Skype, attraverso WhatsApp sono riusciti a stare accanto ai lavoratori per intercettare il loro disagio. Ecco, con noi anche la responsabile, appunto, la coordinatrice appunto dello sportello anti-mobbing, l'avvocato Teresa Dennetta. Nessuno potrebbe immaginarsi che anche in un periodo in cui c'è lo smart working effettivamente ci sono dei segnali appunto di mobbing nei confronti sia dei lavoratori uomini che delle lavoratrici, appunto. Sicuramente nel periodo Covid il fatto di stare a casa non ha facilitato. Il disagio è venuto fuori perché magari la persona che chiedeva il lavoro agile è stata tenuta senza attività, oppure è stata super controllata, nel senso che attraverso le piattaforme scelte dall'azienda veniva verificato la sua continuità lavorativa. Ricordiamo che il lavoro agile non è il telelavoro e quindi non può essere sottoposto alle stesse caratteristiche del telelavoro. Quindi i lavoratori che sono in una situazione di difficoltà possono rivolgersi al punto di ascolto, esprimere quello che stanno vivendo e confrontarsi con noi per una migliore soluzione. Il punto di ascolto non fa denunce, non fa cause, si può accedere anche in anonimato, e quello a cui noi puntiamo è la conservazione del posto di lavoro con un miglioramento del benessere lavorativo, perché ricordiamoci che se il lavoratore non lavora bene, non sta bene, sicuramente la produttività scende, le assenze aumentano e quindi anche la stessa produzione per l'azienda viene a mancare. Ma quanto è difficile individuare chi effettivamente è oggetto di mobbing da parte del lavoratore, a prescindere dallo smart working? Abbiamo potuto verificare che quest'anno si conclama la fascia d'età 50-55, maggiormente donna. E perché? Perché molto spesso quella è la fascia d'età dove il parterre, dove l'azienda vuole liberarsi di questi contratti e chiede ai propri lavoratori di sostituirli con nuovi giovani più attivi. E quindi la professionalità acquisita negli anni è come se non valesse più. Questo ti lascia in una situazione di profondo disagio e sei senza risorse, non sai che cosa fare. Entrare nuovamente nel mondo della conquista lavorativa a 55 anni non è la stessa cosa che entrarci a 30, vi posso assicurare. Senta, altre segnalazioni sono in aumento qui nella nostra regione? Sì, e posso anche evidenziarvi una cosa, che sono aumentate anche le molestie sessuali che da anni non vedevamo più. E questo vuol dire che vi è una situazione di tensione lavorativa, ma anche di un vecchio dell'utilizzo della molestia sessuale come forma di possesso, no? Io sono il padrone, io posso, e questa è una deriva molto pericolosa a cui noi prestiamo molta attenzione, perché è un'espressione di retaggi vecchi che non vogliamo che si ripresentino. Grazie allora Isabella Gregorato, a voi la linea per oggi termina qui, torna domani puntuale sempre alle 12:45, il prossimo appuntamento con informazioni nel pomeriggio alle 16:30 con il TG Flash. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata, arrivederci.